niente, vi stavo raccontando. Così mio padre ha iniziato a viaggiare, a acquistare bestiame per tutti i suoi zii e cugini che facevano, diciamo, i commercianti di animali vivi e morti, avevano le macellerie. Iniziò dal primo macello che poi diventò il primo colosso in Italia come macello di carni nazionali. E mio padre iniziò a fare i trasporti per tutta l'Italia, quindi passò dal macellaio al trasportatore. E per distinguerlo da tutti gli altri di Salvo, che si chiamavano Calogero, Lorenzo, lo chiamavano il macellotto. Quando dovevamo scegliere il brand di questa azienda, diciamo che... Ma lo sai, gli raccontavo ai miei amici, quando ho marinato la scuola, un signore mi ha riconosciuto, mi ha detto, ma tu che sei una macellottina, eh? Per dire tu sei la figlia Ormai di sei Ghillo di Salvo. identificato. Io ho detto, porca la miseria, mi ha riconosciuto. E gli ho detto, ma lo sapete che facciamo? Dato che a me ci chiamano i macellotti, perché l'ingiuria deve essere motivo di vergogna? Ho detto, facciamo nel nostro brand. E da lì abbiamo fatto disegnare mio padre di nascosto e ne abbiamo fatto il logo. Questo è mio padre. L'immagine, guardate, l'immagine questa è di tuo padre. Questo è mio padre, sì. Quindi il messaggio è marinate la scuola e troverete un brand. No, Non è no, quello, non non è è quello. Quindi No, questa è dico, un'azienda che si è agganciata, perché voi fate lavorazioni noi di carne. nasciamo come industria di carne, abbiamo i nostri allevatori a Verona, infatti nasciamo come Scaligere Intra Carni Company, perché i nostri allevatori sono anche i nostri soci. Anche fuori dalla Sicilia. Noi alleviamo a Verona, i nostri allevamenti sono lì. E poi macellate in Sicilia o sempre? No, macelliamo a Verona, poi la merce arriva in Sicilia, le mezzene di bovino e le lavoriamo. Ah, ok. Ora apriremo fra un mese un nuovo stabilimento, un salumificio. Sempre a Verona? Sì, tutto ad alta tecnologia, sempre ad Agrigento. Ah, ad Agrigento. Sì. E poi Questa è una nuova creatura, diciamo, speriamo, incrociamo le dita perché è un investimento abbastanza importante che io e i miei fratelli abbiamo voluto e quindi... Quanti fratelli siete? Allora, siamo 6 figli, 5 lavoriamo insieme, una è medico e non ha voluto seguire le nostre... Lei non se la marinava a scuola? No, non se le studiava. Lei studiava. No, diciamo, io faccio questo lavoro, ho studiato anche per questo lavoro e penso di essere fortunata perché oltre a vivere nella mia città e portare avanti quello che sappiamo fare in Sicilia, perché io sono convinta che siamo grandi lavoratori e grandi inventori. Quindi non siamo degli sfaticati, Non siamo degli sfaticati, come qualcuno che no, intanto... e nelle cose che facciamo ci mettiamo l'anima, il nostro carisma, la forza, veramente. Noi siamo 5 fratelli che lavoriamo insieme, anche 2 cognate, lavoriamo tutte in amore, veramente siamo tutti giovani e con tanta voglia di crescere. Ma ti posso fare una domanda? Ma tu come ti chiami? Perché non l'hai detto ancora come Io ti mi chiami? chiamo Alessandra. Alessandra Di Macellotti. Dei La macellottina. macellottina. La macellottina, Sì. assolutamente. E quindi questa azienda nasce da pochi anni, state esplorando i mercati internazionali, siamo da Nuga. Sì, come Scaligere Intracarni siamo intorno ai quasi 20 anni di attività, siamo in tutta la grande distribuzione e anche nelle migliori macellerie siciliane, perché comunque abbiamo un prodotto di alta gamma. Con i salumi nasciamo da 3 anni fa, così abbiamo deciso di fare un piccolo ampliamento nello stabilimento attuale. Abbiamo visto che i nostri salumi... apprezzati. Sì, perché le ricette in realtà le abbiamo fatte noi. Mi dicono che io ho mischiato un po' di Paco Rabanne, i Visallorà, cose, ma io ho fatto una ricetta che a me piaceva, come in cucina, no? Abbiamo provato e poi abbiamo Tanto c'è un salame che non avevo indovinato. mai visto con le mandorle. Mandorle, pistacchio, e l'ultimo della casa è arance e rosmarino. Ah, quello che ci volevi fare assaggiare. Sì, credetemi, proprio la Sicilia in bocca, cioè nel senso che sentite questo odore di arancia contrastato dal rosmarino è eccezionale, proprio è la prima produzione in assoluto. Cioè, ovviamente ancora sarà sempre migliorata perché noi ci studiamo tanto nei prodotti, anche perché il nostro team è fatto da un ufficio, da un reparto qualità dove i tecnologi alimentari sono tutti giovani. Quanti siete in azienda? Ma l'azienda in tutto conta circa 80 dipendenti. Sì. La parte salumi?
La parte salumi saremo 12-13, proprio già. è una, diciamo, una start-up. Vabbè, una startup con 12 addetti. Sì, sì. Quanto già che volumi, posso chiederti già che volumi siete come produzione? Ma guarda, in realtà non abbiamo mai saltato una settimana di produzione, fortunatamente. Per gioco è diventata una seconda attività che ci fa uscire fuori dai nostri confini, un prodotto che riesce a portarlo all'estero e quindi cambi anche modo di lavorare, quindi adesso ti piace esplorare, conoscere nuovi mercati, poi il prodotto italiano e soprattutto siciliano viene apprezzato. Il Sì, brand sì, sì. Sicilia, sì, sempre di Sì, più. viene apprezzato, quindi ti permette di farlo provare e conoscere nuovi mercati, perché con la carne sì, vabbè, hai il mercato regionale, ma avendo diciamo, un prodotto ad alta deperibilità non ti permette di conoscere nuovi mercati. Certo, sì. Invece con i salumi hai un prodotto che puoi confezionare, che comunque ha una shelf life maggiore, quindi ti fa conoscere anche nuovi gusti, ad esempio in fiera che pensavamo che questo prodotto che noi l'abbiamo portato così all'ultimo minuto perché proprio l'abbiamo uscito qualche giorno fa dalle stagionature e invece sta avendo un riscontro eccellente. Il riscontro qua da Sì, Nuga. pistacchio, arancia un riscontro allucinante. Siamo Ma all'estero veramente siete già contenti. presenti da qualche parte? Allora, abbiamo iniziato con la Polonia. Soprattutto col tartufo in Polonia perché C'è ma salame al piace tartufo? molto. Sì, sì, c'è veramente il salame, che qui non l'ho esposto però c'è. Poi siamo in Bassa Austria, qui abbiamo preso qualche contatto che ci fa ben sperare, speriamo perché insomma che almeno C'è l'investimento. sì, c'è l'investimento in corso e dobbiamo produrre, quindi Comunque, Speriamo bene. complimenti a tuo padre, che insomma Sì. porti una bellissima questa immagine. no, ma Devo poi dire anche che- lui ci ha tramandato la sua energia perché infatti. tuttora lavora mio padre. Ok, Sì, 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 immagino. Quindi, complimenti a voi, complimenti a Grazie. Macellotti, bellissima Grazie. linea, ottimo prodotto, tu sei bravissima, quindi fai il front di questa azienda e vincerete sicuramente. Ok. Allora lo Assolutamente. portiamo in America, no? Assolutamente, quindi Noi ci stiamo mi studiando, permetto di chiudere come nelle migliori tradizioni, come si fa. Vedi qua 3 parole, Io compro no, siciliano. però cadenzate, io compro Compro siciliano. siciliano. Quindi signore e signori, dai Macellotti ad Anuga è un attimo, la nostra bellissima speaker vi dirà Io compro siciliano. ciao ciao.